Nel Vicentino, ai piedi dei Colli Iberici, gli abitanti di Castagnero sono coinvolti nella realizzazione del presepe vivente, rappresentazione teatrale messa in scena lungo le strade del comune con migliaia di visitatori. Vediamo. Vi racconteremo di amore, speranza e gioia. Vi parleremo del quarto Re Maggio. Il quarto Re Maggio diventa così il protagonista del presepe di Castagnero, comune di poco meno di 3.000 abitanti ai piedi dei Colli Iberici. Presepio vivente, itinerante, che in uno degli angoli più suggestivi del borgo vicentino attraversa 8 diversi momenti, quadri, fino ad arrivare alla Natività. Questo quarto Re Maggio, arrivando in ritardo perché ha perso tempo per trovare un dono adeguato per il Cristo Salvatore, che sarebbero 3 pietre preziose. Lungo il viaggio usa queste 3 pietre preziose per salvare delle persone in difficoltà. Più di 80 i figuranti che hanno animato le diverse scenette lungo tutto il percorso. Il tema di questa edizione è quello dell'accoglienza. L'accoglienza è questo anche, nel periodo del Natale, avere un occhio di riguardo nei confronti dei più deboli o comunque delle persone magari più lontane dalla nostra cultura, che in realtà hanno trovato un modo per aggregarsi e contribuire. Non ci si può nascondere dietro gli ordini di un re folle. La vita appartiene ad ognuno di noi e tutti abbiamo diritto di poterla seguire. È una storia inventata, è un pretesto per costruire un percorso che ci consente di aggregare le persone del nostro territorio e offrire un'occasione in più per riflettere un po' sul Natale.